Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Giorni ritorna, non vi abbiamo lasciato, abbiamo fatto una piccola vacanza pasqualina con me, nella mongolfiera e con la torta pasqualina. C'è Rossella, ciao Rossella. Buonasera signor regista Gianluigi. E con noi da Liegi, Baston Liegi, Omar. Ciao a tutti, ben ritrovati. Bene, la torta pasqualina ti è piaciuta, Remo? Omar, Remo? Buonissima. E noi abbiamo altre torte, ma sono buonissime. Esatto, allora abbiamo fatto una piccola pausa, adesso riprenderemo col nostro viaggio. Oggi abbiamo molti ospiti anche questa sera. E quindi la sigla sta per finire, direi di mettere il primo brano musicale. E oggi i brani musicali sono tutti della nostra amica di Radio Nostra e del Giro del Mondo in 80 giorni, Monica Giori, quindi oggi ci buttiamo un po' sulla venezianità per quanto riguarda la musica e di brani musicali. C'è la sigla che sta finendo, come vedete questi sono i credit della sigla. Andiamo allora con il primo brano, Monica Giori con Dirindai. A primavera viene se poine, e colista comincia e temporai, in mar se muove l'acqua senza fine, come l'amor che non si ferma mai. L'amore il viene, il va e il gira il mondo, il passa al porto senza navigare, il passa al porto senza andare a fondo. L'amore il viene, il va e il gira il mondo. Dirindai, dirindai, dirim, dirim, dirindai, 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 dirim, dirim, dirindai, dirindai, dirindai. Ma dimmi de sto mar cosa ti pensi, cosa te par ste onde che si ingruma, mi su e arriva vedo solo sgiansi, no vedo l'acqua vedo solo spuma. Ma dimmi dove io vedi l'amor che vien che va che gira il mondo. Beata ti che ancora ti che credi, mi credo che l'amor senda sul fondo. Dirindai, dirindai, dirim, dirim, dirindai, 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 dirim, dirim, dirindai, dirindai, dirindai. Mi so che quando passa un vaporetto te vien l'affanno e a pressione te cresce, non sta a pensare onde andiamo in letto, andiamo che te fa sotto caresse. Sta bon che viene se poine, e colista comincia e temporai, domani mattina to le medicine, che con l'inverno semo mal ciappai. Dirindai, dirindai, dirim, dirim, dirindai, 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 dirim, dirim, dirindai, 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 dirim, dirim, dirindai, 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 dirindai.
Microfono, eccoci qua. Allora, il primo ospite si deve ancora collegare. Intanto, allora, partiamo dalla fine. Dalla fine, a Milano, Omar, c'è la mostra di Adam 50, no? Esatto. Che ecco qua, adesso ci mettiamo il manifesto, eccolo qua il manifesto. Che è aperta dal 24 marzo al 14 aprile. Ci puoi raccontare, visto che è tuo fratello che fa, Esatto. che fa Esatto. la mostra, dov'è e che tipo magari dopo, magari la prossima settimana sentiamo anche tuo fratello. Intanto dacci Una preview. Allora, sì, si esatto. tratta di una mostra, di un evento artistico che è stato prorogato perché ha avuto una grande affluenza, quindi non terminerà il 7 aprile come previsto inizialmente, ma arriverà al 14. Per chi è interessato e si trova nella zona del Milanese, sto parlando del bellissimo e meraviglioso Castello Bolognini che si trova a Sant'Angelo Lodigiano, dove nello spazio Ade Open Art nella Sala Lidia c'è questa manifestazione artistica di Adam 50 presentata da Giampiero Brunelli, direttore artistico, e curato da Laura Vasari della critica d'arte. Arte in vetro si chiama, cromofusione e scultura, dove Adam presenta parte dei suoi lavori artistici che espone e che insomma dà a vedere al pubblico insomma in maniera così diretta. Fra l'altro questa settimana venerdì 5 sempre alle 21, però sempre nella stessa sala, Adam presenterà poi una sezione del suo lavoro dedicata alle vetrate. Sì, sto mettendo il Esatto. manifesto anche di questo, lo potete Dove, vedere. esatto, dove spiega un po' il percorso storico della vetrata artistica, che è sempre molto affascinante, e anche il suo intervento in alcune restauri che sta e che ha fatto. Quindi invito tutti i milanesi e lodigiani, insomma, o chi si vuole Anche chi si trova da quelle parti o che vuole andare, un amante delle vetrate, vuoi che non troviamo, che non ci sia un amante delle vetrate in giro. in piazza Conte Gian Giacomo Bolognini 2 a Sant'Angelo Lodigiano. Quindi orari della mostra sono dalle 10 alle 12 la domenica e dalle 15 alle 19, mentre sabato e feriali dalle 5 di pomeriggio alle 7. Mentre venerdì c'è questo evento alle ore 21, solo questo venerdì. Questo venerdì c'è questo evento, comunque per parlare poi con loro c'è sempre qualcuno lì nella sala che può dare insomma utili informazioni per chi è interessato. Sì, mentre passiamo dal palo in frasca, come si dice, c'è una inaugurazione a Spinea sabato. Eccolo qua, inaugurazione del parco per una comunità senza violenza sulle donne a Spinea in Viale delle Industrie, sabato 6 aprile con Legambiente, con il comune di Spinea e con altre associazioni viene inaugurato questo parco. Ci sarà anche un concerto classico con Alessandra Trentini all'arpa per questo prossimo sabato 6 aprile appunto a Spinea, quindi un altro appuntamento da vedere, da andare se si è da quelle parti, oppure se si vuole andare tranquillamente appositamente a Spinea a vedere questo nuovo parco. Benvenuti. C'è un'altra mostra che la prossima settimana si inaugura qui a Cavallino Treporti, una mostra fotografica fatta dal Circolo Fotografico, ma di questa ne parleremo martedì prossimo con il Circolo stesso. Omar, ti si amica se abbiamo l'ospite? Allora, l'ospite ha qualche difficoltà di connessione. Di entrare. Allora, intanto ci sì. ascoltiamo Ti si amica con Monica Giori. Ti
Esa amiga, cosas de Margarita. Sé que luego dove il mare che c'era tanto tempo fa, pensa se casca un pianeta in mar, tutto in fuga. Pensa l'aria, quasi quasi morta, tutto il cielo rosa come carta. Ya me tiene va el tesoro al mar, no se può guardar, al fuoco può checar, tutto brusa, non capisco come i pensieri me diventa fiamme, pochi viene va, non vorria pensare, mai va sui benzo, come redentore. Bamba, ba 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 ba, pa 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 pa, ba ba ba, ba 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 ba, pa 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 bu ba ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba ba ba, esa amiga, dico che se ama mi vorria che venisse a piova, 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 bien, che te faccio ben, che te faccio mal, piova va in canal, piova, piova, bien, che te faccio ben, che te faccio mal, piova va in canal, piova va in canal, piova va in canal, piova va in canal, Monica Gioli con Tissamiga. Adesso siamo riusciti a fare un collegamento un po' come una volta via telefono, e allora Rossella, c'hai tu il nostro ospite Claudio Corazza da Vittorio Veneto, ti do la linea a te. Un attimo, Ma aspetta, eccolo qua, adesso c'è il microfono acceso anche per te, quindi puoi andare. ok, ecco. Allora abbiamo con noi in modo un po' artigianale, ma non importa, Claudio Corazza, che fa parte di un'associazione e l'abbiamo chiamato perché hanno organizzato una serie di eventi, 3 eventi molto belli a tema Amazzonia. Benvenuto Claudio. Sì, ciao Rossella, buonasera. E allora ci racconti un pochino questi eventi legati all'Amazzonia che avranno luogo a brevissimo? Sì, ti spiego il perché lo stiamo facendo, perché magari è interessante capire il motivo, che magari da dove nasce, no? questo desiderio, questa voglia di fare un collegamento con l'Amazzonia. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Il Mondo di Tommaso, no? Ecco, con questa associazione noi abbiamo fatto diversi progetti. L'anno scorso, ed era aprile-maggio, abbiamo fatto un progetto di riforestazione, per cui abbiamo dato 7 premi, no? Di 1.000 euro ciascuno, a dei progetti in cui praticamente invitavamo a piantare degli alberi, no? E abbiamo premiato delle scuole, delle associazioni, e ci sono stati anche 3 progetti internazionali, uno è andato in Bolivia, uno in Perù e uno in Nepal. Quello che ci mancava però era un passaggio, no? Nel senso che sì, piantiamo gli alberi, no? Però c'era qualcosa che praticamente mi mancava,
ed è arrivato da un giornalista che avevamo conosciuto perché aveva presentato a Venezia un suo libro sull'Amazzonia, si chiama Raffaele Luise, e lui ha presentato questo libro che si chiamava Amazzonia al tempo della fine. Lui è stato 3 mesi in Amazzonia, ha girato sul lungo e largo una bella fetta di territorio e ci ha portato una notizia che per me è stata quella che praticamente ha mosso tutto, no? Lui ci raccontava che era Natale del 2022, in Amazzonia c'era una popolazione, era il popolo degli Yanomami, no? E praticamente che è un popolo che praticamente vive in una parte del Brasile e una parte del Venezuela, in un territorio grande come la Svizzera. Loro sono circa 30.000 individui, no? In questo territorio si consumava, chiamiamolo anche un genocidio, no? Perché le foto che abbiamo viste erano quelle di bambini praticamente scheletrici, come quelli quando eravamo piccoli che ci davano il salvadanaio con tipo un pane per amor di Dio, ed era quello dei bambini dell'Africa, e praticamente morivano di avvelenamento e senza mangiare, perché i fiumi praticamente erano totalmente avvelenati dal mercurio, perché lì i cercatori d'oro setacciano praticamente l'oro nelle sponde dei fiumi con il mercurio, per cui con questa tecnica, per cui avvelenano tutti i fiumi e loro morivano di avvelenamento e di fame, e sono morti più di 500 tra bambini e popolazione, insomma. E allora da là praticamente è nato un discorso che praticamente questo giornalista ci ha fatto capire, ed è praticamente il senso del nostro progetto, che è sostanzialmente questo, no? Per difendere la più grande foresta pluviale del mondo, che è l'Amazzonia, che è il luogo più straordinario e importante della vita sulla Terra, per cui da lì nasce proprio il cuore, c'è bisogno di difendere i popoli nativi, che ne sono gli abitanti custodi da sempre. Per cui ci siamo spostati da un progetto degli alberi a un progetto dei nativi, di quelle persone che praticamente hanno un contatto proprio pazzesco con la foresta, con la vita, cioè tutto praticamente ha un senso. Loro hanno rispetto per tutto quello che succede, hanno una spiritualità veramente animica, molto semplice, ma praticamente loro vivono in simbiosi con la foresta e per la foresta. E da quel punto noi abbiamo cominciato un nuovo progetto dall'anno scorso, che è intitolato Butterfly Effect Project, per cui quello che praticamente quello che può succedere in una parte del mondo è collegato con tutto il mondo, per cui consideriamo che noi siamo una parte del tutto, siamo un organismo vivente totale, e questi nativi, queste persone sono una parte di noi, è la parte ancestrale nostra, no? Per cui certo, le loro conoscenze non devono praticamente essere perdute, anche perché loro veramente con il libro che questo sciamano, questo capo del popolo Yanomami, quello che arriva direttamente qui da noi in Cansiglio il 5 aprile, il libro che ha scritto si chiama La caduta del cielo, e lui racconta come praticamente a modo loro è nato praticamente la vita sulla terra, no? E lui dice che sostanzialmente prima loro praticamente hanno sempre un creatore come le altre religioni, no? Sono 2 fratelli, uno si chiama Omama, che è praticamente il fratello buono, e un altro che è il fratello cattivo. Tra uno scontro di questi 2 in qualche maniera poi si crea l'uomo, no? Ma l'uomo non è degno di rimanere nella foresta, pertanto per punizione praticamente c'è la foresta che collassa, ma il cielo cade sopra la foresta e uccide tutti gli abitanti. E a quel punto praticamente l'uomo in qualche maniera scompare e praticamente si trasforma in animale. Per cui quando loro vanno a caccia, praticamente loro vedono nell'animale l'uomo ancestrale, per cui hanno veramente un profondo rispetto per l'animale, per cui non uccidono per il gusto di uccidere, ma solo per mangiare. Addirittura i cacciatori non possono mangiare la loro preda, devono scambiarla con altri. Per cui questo libro che lui ha scritto, no? Insieme a un antropologo che si chiama Bruce Albert, è un libro molto grosso, su 1000 pagine, e io lo uso la sera, cioè quando prima di andare a letto, mi metto qui vicino al tavolo, vicino alla studia che ho a casa,
e mi leggo 5-10 pagine, ti porta il pensiero da un'altra parte. Ma sono delle cose veramente salde, perché lui dice: il libro non l'ho scritto per me, io non ho bisogno, è per voi, perché voi capiate qual è il senso vero dell'organismo vivente in cui siamo tutti collegati. E da qua praticamente noi siamo andati alla ricerca di poter portare questo personaggio qui. Abbiamo fatto questo progetto in collaborazione con 3 grossi personaggi. Uno si chiama Michele Boato, di Venezia, è un grandissimo ambientalista. Uno si chiama Toio De Savorgnani, che praticamente è l'anima della foresta del Cansiglio. Lui ha fatto una vita nella forestale. E poi c'è questo giornalista, un vaticanista, che si chiama Raffaele Luise. E insieme praticamente abbiamo messo un po', ci siamo messi in opera, e tramite collegamenti da un medico che è rimasto negli anni 90 in Amazzonia con gli Yanomami, che ci ha dato il nominativo di un missionario della Consolata, che accompagnerà David Copenhague nel suo viaggio, che si chiama Carlo Zacquini, che ha 87 anni. Praticamente siamo arrivati a David Copenhague e lui ha accettato di venire praticamente da noi. Allora, complimenti, perché penso che sì, sia insomma un personaggio molto interessante. È molto bella questa cosa che hai detto, è un po' un rovesciamento rispetto al nostro punto di vista, no? Dove noi abbiamo l'uomo che è superiore a tutte le creature viventi, mentre con quello che ci raccontavi vediamo invece uno scambio, una simbiosi, come dicevi tu. Quindi molto bello. Ascoltaci, precisi un pochino gli eventi, dove saranno, quali saranno? Sì, ma prima di far questo, se mi date ancora 2 minuti, Sì. vi dico una cosa che a me ha impressionato molto, no? A Trieste c'è una mostra di Sebastian Salgado, Sì. no? Sull'Amazzonia, ed è straordinariamente bella, e le persone che vanno dentro, se tu vai con un certo spirito, che poi si riproduce anche praticamente i suoni e i rumori della foresta, e c'è un padiglione, no, dedicato, che ha un titolo strano che praticamente mi ha incuriosito tantissimo. Sapevo qualcosa, ma non tanto quanto. Il titolo era I fiumi volanti. Cosa sono i fiumi volanti? È una cosa pazzesca, cioè nel senso che praticamente il Rio delle Amazzoni, che è forse il fiume insieme al Nilo, il fiume più grande, più lungo del mondo, no? Parte dalle Ande, fa più di 6.000 km e arriva al mare. Nel corso praticamente del suo percorso ha più di 17 affluenti che sono lunghi più di 1.500 km. Per cui potete immaginare che ragnatela di acqua che praticamente arriva al mare. L'acqua che il Rio delle Amazzoni porta al mare è il 20% dell'acqua dolce dell'intero pianeta. Okay? Però la cosa straordinaria è questa, ma quello che praticamente arriva dopo. Un albero che vive in Amazzonia, ok? Diciamo un vecchio albero, magari anche un albero secolare, ha una proprietà grandissima, come tutti gli alberi, ma lì le cose vengono amplificate, perché il terreno praticamente si sedimenta col tempo ed è praticamente è talmente fertile, perché diventa quasi carbone nel corso del tempo, che praticamente le radici dell'albero possono scendere fino a 60 metri di profondità. L'albero riesce praticamente in questa maniera, in una giornata, a immettere nell'atmosfera 1.000 litri d'acqua al giorno, 1.000 litri d'acqua che vanno nell'atmosfera. Immaginate che nella foresta amazzonica quanti alberi ci sono, il 17% della foresta è persa perché l'hanno deforestata, ma la foresta è ancora molto grande, quasi come l'Europa. Per cui quest'acqua che arriva nell'atmosfera, praticamente con il fatto che naturalmente al mattino poi l'umidità si alza, poi arriva nel primo strato, poi alla sera si formano le nuvole, e questo Salgado, questo praticamente fotografo, ha fotografato praticamente delle formazioni del cielo che sono dei veri e propri fiumi, dove praticamente questo vapore acqueo corre tanto quanto un fiume, e il vapore acqueo che trasportano questi, chiamiamoli fiumi volanti, è superiore a quello che praticamente all'acqua che il Rio delle Amazzoni porta al mare. Per cui il 20% dell'umidità dell'acqua che c'è nell'atmosfera si viene direttamente dall'Amazzonia. Per cui se noi raccontiamo questa piccola storia che è vera a un bambino,
il bambino riesce a capire quanto noi siamo collegati con l'Amazzonia, perché è tutto un collegamento continuo. E difatti questo fotografo Salgado dice nella sua dedica finale, lui dice: quando voi, allora io spero che queste cose che vi faccio vedere ci siano ancora fra 20-30 anni, ma se quando andrete nella foresta siete in aereo e vedrete praticamente gli alberi dal finestrino dell'aereo, vorrà dire che i fiumi volanti non ci sono più, perché la foresta amazzonica è sempre interamente coperta da nuvole che si scontrano. È proprio praticamente un viaggio di nuvole pazzesco. Ed è questa una cosa meravigliosa, perché ci dà l'idea del collegamento che noi abbiamo, per cui di quanto noi dovremo aver cura di una foresta così grande. E invece gli interessi, specialmente da parte del Brasile, col governo di Bolsonaro, sono stati pazzeschi. Tuttora praticamente ci sono delle cose infernali che stanno succedendo. Certo. Per cui il nostro progetto era quello di avere un collegamento con la foresta, che è la foresta di tutti, ma il collegamento con un popolo, e si è riusciti ad avere con questo popolo degli Yanomami, ma con il suo leader, col capo carismatico, che ha girato non so quante volte il mondo, è andato all'ONU, ha preso addirittura il premio Nobel alternativo l'anno scorso per quello che sta facendo per il suo popolo. È una persona che ha 68 anni, non è più giovane, però lui ha addirittura 6 figli, ma lui veramente dedica la sua vita per questa cosa qua. E noi ce l'abbiamo per 3 giorni. Il primo giorno praticamente sarà il 5 aprile, saremo nella foresta del Cansiglio, lui arriverà la sera prima, il 4, andremo a prenderlo a Milano, in aeroporto, e allora nel pomeriggio alle 3, sempre nella foresta del Cansiglio, dal rifugio Vallorca, partirà una camminata, praticamente in mezzo alla foresta, con lui e con Torio De Cervognani, che è praticamente l'anima del Cansiglio, in cui lui praticamente ci dirà delle cose che succedono in Amazzonia e ci farà un collegamento con la nostra foresta. Contemporaneamente avremo anche un concerto nella foresta di un artista che si chiama Zu, e porterà praticamente una musica dell'Amazzonia all'interno della foresta del Cansiglio. Alla fine della camminata avremo anche una cena di beneficenza alle 7:30 di sera. Abbiamo avuto talmente tante richieste che abbiamo riempito totalmente il rifugio con 80 posti e abbiamo montato, giovedì monteranno anche un tendone degli alpini di altri 80 posti, per cui veramente è una cosa bellissima. Abbiamo ancora dei posti per cui chi vuole venire può ancora venire, e questo è il Cansiglio. Il giorno dopo, che è il sabato 6 aprile, saremo a Venezia, al convento San Francesco della Vigna, dove praticamente faremo un convegno internazionale in cui avremo ospiti da Okinawa, questo missionario che si chiama Carlo Zattini, avremo anche Luca Mercalli, il famoso meteorologo italiano, abbiamo un antropologo dalla Colombia, che abbiamo noi pagato il viaggio perché venisse qua, che ha fatto dei studi sui popoli dell'Amazzonia, e insomma non ci manca niente. Per cui questo convegno è aperto a tutti, tutte le cose che facciamo sono libere, non sono a pagamento, non serve la prenotazione, abbiamo tantissime iscrizioni e poi alla fine abbiamo anche un buffet biologico per tutti. E questo è il sabato. La domenica finiremo con una cosa molto molto bella e molto particolare. Siamo al Parco Fender di Vittorio Veneto, è proprio in centro alla città, al di là della ferrovia, per cui si arriva facilmente. E lì ci sarà al mattino una passeggiata sempre con Davico Pinava in un sentiero molto particolare, dove ci sono stati attrezzati, tempo fa abbiamo messo delle panchine, dei leggii, cambieremo la grafica, quest'anno sarà tutto dedicato all'Amazzonia perché è un bel pannello grandissimo, faremo una passeggiata con lui e poi ci sarà l'inaugurazione di un murales, praticamente con tema Amazzonia, su una parete del teatro lungo 17 metri per 5 di altezza, fatto da 2 artisti molto, molto famosi. Lui si chiama Erika il Cane e lei Bastardilla, lei viene direttamente dalla Colombia, e faranno questo murales sull'Amazzonia. Alle 4 poi avremo anche un convegno, l'ultimo convegno sull'Amazzonia, con addirittura la partecipazione anche di Paola Fabero, che era la dirigente della forestale in Consiglio, è una notissima ambientalista. Per cui
poi alla fine addirittura a sera finiremo con un concerto dell'Orchestra Forte, che è un'orchestra giovanile fatta da 40 ragazzi che suonano sulle scuole di musica, per cui si può mangiare. Abbiamo Claudio, scusa, siccome abbiamo il prossimo ospite che invece non mangia, e adesso lo presentiamo subito, e siamo un po' in ritardo, ci vuoi dire un sito dove possiamo vedere bene il programma? Sì. Allora, praticamente, se voi visitate ilmondoditommaso.org, ok, trovate tutto, ma anche semplicemente se voi fate la parola Copenagua con la K-O, Penagua con la W, no? E mettete in Cansiglio, oppure mettete Copenagua a Venezia, oppure Copenagua a Vittorio Veneto, viene fuori tutto. vi troviamo. Un post, una newsletter di Econatura Sì con tutto il programma. Benissimo, grazie mille, complimenti per essere riusciti a organizzare questa cosa, credo molto affascinante, e niente, grazie. No, grazie a voi, grazie della possibilità di parlare, grazie mille. Arrivederci, ciao. Ciao Claudio. Ciao, grazie, ciao. Allora, siccome siamo in ritardo, in un casotto il tuo povero papà faceva il Geiger e ti descalza con l'abito tutto rotto, ti andavi a far l'amor col tuo fornet. Tim tum che me aveto in strada in abito di setta in ombrellino, poi a mani sa tutta impeissata col merlo ricama sull'ombrei. Ah sì, da che te otto e di Rosina te vedevo andare spasso il tuo povero papà che te correva drio a farti scarpe rotte senza attacco per farti figurar col tuo fornet. Vintum che me avevo vicinare in abito di setta in ombrellino, e adesso che ti taccucca il biscotto non ti che vuol più venga al tuo fornet. Ah sì, caro Beppin, ti garaso ueo, ti ancaiu, da che te otto sapion, 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 sapion. Grazie. Eccoci qua, dopo Monica Gioli passiamo subito ai nostri due ospiti di questa sera, Rossella. Due ospiti, abbiamo Bernardino e abbiamo Carlo. Bernardino Esatto. Mason e Carlo Giacomini. Benvenuti. Ecco. Benvenuti nella nostra mongolfiera. Allora, li abbiamo invitati perché stanno facendo una cosa eroica. No, E- non esageriamo. però molto 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 importante, e ogni giorno ci sembra più importante quello che fate, perché ogni giorno precipitiamo sempre di più nell'abisso, insomma, no? Allora, chi è che comincia a raccontare? Vai Bernardino che ti si vede, io sto cercando di riattivare la telecamera ma non ci riesco, sto battagliando, ma non so perché. Sì, comincio io a raccontare. Allora, noi facciamo un digiuno per la pace. Abbiamo cominciato il 14 di febbraio, quindi sono più quasi un mese e mezzo, insomma, che stiamo digiunando. Noi siamo partiti a digiunare per un nostro sentire profondo, perché alcuni giorni prima il governo Netanyahu aveva dichiarato che sarebbe intervenuto su Rafah con le armi. Intervenire su Rafah con quella concentrazione di popolazione era una dichiarazione di strage, era una strage annunciata. Per cui quella condizione, a noi ci siamo chiesti, insomma, cosa possiamo fare, come possiamo esprimere tutta questa nostra profonda disapprovazione, questo profondo disagio che provavamo di fronte a un'affermazione di questo tipo. E quello che siamo riusciti a pensare
era quello di pensare questo strumento, questa modalità, questo modo di rendere visibile, di riuscire a manifestare quella che è la nostra contrarietà e la necessità di fare un intervento e di fare in modo che chi ha la possibilità di intervenire intervenga. E quindi abbiamo cominciato a digiunare e poi dopo aver cominciato abbiamo cominciato a creare intorno a noi, diciamo, un po' la costruzione dell'azione, no? Quindi ci siamo sentiti con i vari movimenti con cui noi collaboriamo dentro il coordinamento in marcia per la pace. Insieme abbiamo definito il primo appello, l'iniziativa, che abbiamo lanciato il 17 di febbraio in piazza Mestre, in piazza Ferreto, in occasione della manifestazione a Mestre, e da lì è partita. Intorno al nostro digiuno si è aggregato subito un gruppo importante di altri digiunatori, una trentina di persone quasi subito si è aggregata per digiunare la staffetta, 200 persone si sono aggregate e si sono inseriti in una chat di comunicazione che avevamo attuato per l'iniziativa, e quindi è partita con questa forza, con questa capacità. Via via questa iniziativa è cresciuta, si è anche modificata, abbiamo stabilito meglio i nostri obiettivi, abbiamo definito più chiaramente che cosa andavamo a chiedere al governo. Ecco, questo ti volevo, infatti, era una delle domande. Cioè, noi che cosa vogliamo? Cioè, voi. Noi attraverso il digiuno vogliamo che il nostro governo, perché il nostro interlocutore può essere solo il nostro governo, non abbiamo un potere sull'internazionale, che il nostro governo faccia almeno 4 cose che riteniamo urgenti e indispensabili per bloccare questa guerra. La prima, ovviamente, è quella di fare tutto il possibile con gli altri attori internazionali perché cessi il fuoco, anzi cessino i fuochi, perché come col bombardamento di ieri vediamo che è una zona calda molto più ampia della sola zona di Gaza, e quindi è importante che si faccia questo. E poi l'altra azione da fare subito è: su Gaza c'è una emergenza umanitaria al di là di ogni immaginario. Quindi c'è la gente che sta morendo di fame, bisogna riaprire subito i valichi di frontiera, attivare subito il soccorso alle popolazioni e cominciare a distribuire cibo alla gente che ne ha bisogno. Questo è indispensabile. Per fare questo è necessario anche che si riattivino i finanziamenti a quello che l'organismo internazionale ha dedicato a questo scopo, che è l'UNRWA. E quindi questa è l'altra richiesta. L'altra richiesta che noi facciamo è che si faccia il possibile, sempre all'interno del cessate il fuoco, per liberare gli ostaggi, e quindi chiediamo che vengano liberati tutti gli ostaggi da una parte, ma anche i prigionieri senza processo dall'altra. Quindi c'è un riconoscimento reciproco da questo punto di vista. E poi l'altro e ultimo punto che noi chiediamo, poi magari Carlo può integrare e definire meglio, è che si attivi una forza internazionale di protezione della popolazione palestinese, qualcuno che protegga la popolazione e che diventi anche, oltre che uno strumento di protezione, anche un soggetto in grado di dare ordine, perché adesso uno dei problemi che si hanno con gli aiuti, quei pochissimi aiuti che arrivano, poi diventano occasione anche quelli di strage, come abbiamo visto, perché la gente ha fame, si accalca, è disordinata, e poi c'è qualcuno che invece vuole speculare, ruba, cioè c'è di tutto, nel caos c'è di tutto, e quindi è necessario anche qualcuno che ordini questa cosa. Ecco. Queste sono le richieste che noi facciamo al nostro governo e per cui noi stiamo digiunando e continueremo a digiunare finché possiamo, poi vediamo, insomma, perché fisicamente siamo già provati, quindi non è che possiamo andare avanti ancora a lungo, però perlomeno che si arrivi a parlarne compiutamente di questi obiettivi. Intorno a noi si stanno aggregando più persone, noi abbiamo visto che siamo gli unici... Sentiamo anche Carlo? Certo, sentiamo anche Carlo. Sì, sono qua, mi spiace ma io sto battagliando con la telecamera. No, tranquillo, tanto... Mi chiede di caricare una pagina, non vorrei perdere la lascia, vai tranquillo così, Carlo. No, d'accordo, Bernardino ha già anticipato molto bene, cioè ha precisato quello che è le nostre speranze, la nostra motivazione iniziale. Riflettevamo all'inizio, quando ci siamo guardati un po' così, ancora all'inizio di febbraio, ma che
decisione assumiamo, che posizione assumiamo, che cosa ci verrà chiesto nel futuro di fronte a questa enormità che sta succedendo, forse è la prima volta nella storia in cui si sta assistendo in una platea, quasi in un'arena mondiale, come ci fosse uno stadio enorme in centro a giocarsi questo conflitto, in cui con un attimo di anticipo si conosce già tutto, si sa cosa sta succedendo, dove sta succedendo, chi ne sarà vittima, in che misura, chi ne è responsabile e in che misura. E quindi se ne ha la possibilità di previsione pressoché totale, cosa che non è mai stata, perché in altre situazioni, talvolta anche più tragiche di queste, si sono sapute le cose a posteriori o con un'incertezza che non era chiara al momento dell'intervento in tempo reale cosa stava succedendo. Qui ma questa volta non potremo dire che non sapevamo. È tutto chiaro. Quindi ci siamo detti, quando ci chiederanno i posteri o i figli o i nipoti, ma voi cosa stavate facendo? Da che parte eravate? Cosa avete fatto voi per questa cosa? Il senso della responsabilità della chiamata è grosso, cioè non ci siamo detti noi cosa possiamo fare, possiamo metterci in gioco così, semplicemente con una risorsa che è quella della scelta di vita personale, tutto sommato, no? Cioè di coinvolgimento profondo, non solo di manifestazione pubblica, che sono certamente importanti, quelle di collettive nella massa, ma ci vuole anche un gesto personale, di esposizione personale. Siamo abituati a questo, forse perché con l'esperienza dell'obiezione di coscienza, in cui da giovani si viene chiamati di fronte alla cartolina militare, si veniva chiamati di fronte alla cartolina di richiamo alla leva militare, personalmente con nome e cognome, e la risposta era per forza individuale. Non poteva che essere di scelta da una parte o dall'altra, di stare da che parte e cosa fare, ma scelta certamente individuale, sapendo che la scelta individuale conta in tutta la tradizione non violenta, conta di fronte alle religioni, alla spiritualità di tutte le religioni mondiali, quindi la scelta dell'individuo e in particolare del digiuno è una scelta di grande evocazione, tra l'altro anche di concentrazione, di purificazione, quindi che consente di concentrarsi in modo particolare sul tema a cui si dà importanza. Abbiamo notato anche questo, cioè che il digiuno, superati i giorni di fatica iniziale, in cui morde un po', bisogna dirlo, poi ci si assetta su un equilibrio un po' diverso, un po' nuovo, un po' più lento certamente, ma anche più intenso, con maggiore concentrazione, che scatena una delle forze interiori che consentono di proseguire senza troppa difficoltà. E questo apre anche molte porte, nel senso che la capacità poi di interloquire, di esporsi, di motivare e di testimoniare questo gesto, certamente al di là della nostra persona dà autorevolezza a chi lo fa e apre porte e orecchie che altrimenti non si aprono, usualmente non potremmo mai raggiungere. E questo è un mandato anche di responsabilità che in qualche modo ci riconoscono anche gli amici che ci sostengono a centinaia intorno a noi, che fanno un digiuno breve di partecipazione di un giorno o due, ma ci affiancano in modo importante e di cui siamo, diciamo, un po' così la testa di punta, involontaria, con tutti i nostri limiti di umiltà, ma ci tocca anche questo compito, sostanzialmente, ed è della strategia della non violenza. No? Certo, i prossimi atti quali saranno? Guarda, comincio io la risposta, poi la continua Bernardino. Sì. Noi ci siamo detti all'inizio che il nostro gesto voleva avere non solo un valore testimoniale e spirituale, ma anche fosse un gesto, un'azione, un atto politico che riuscisse a porre in discussione e ambisse far esprimere le istituzioni locali e anche nazionali che possono avere parola in campo, come diceva prima Bernardino. Quindi noi ci siamo dati una progressione di coinvolgere in alcune mozioni di
sostegno al contenuto dei nostri punti, non tanto a noi come digiunatori, ma ai punti che mettevamo in evidenza, che vi ha anticipato Bernardino prima, in modo che ci fossero delle espressioni di volontà politica dell'amministrazione che andassero a premere e a convergere verso il Parlamento. Ora in questa fase siamo in contatto con alcuni consigli comunali dei capoluoghi sostanzialmente e speriamo di raggiungere anche il consiglio regionale, ma poi da lì abbiamo già alcuni contatti, abbiamo avuto all'inizio e poi anche in questi giorni matureranno, con alcuni esponenti delle forze politiche presenti in Parlamento, perché si riapra un'occasione di discussione e di voto di nuovo sulla emergenza di Gaza, che è stata oggetto di interessanti convergenze trasversali sulle mozioni molteplici e composite votate ormai quasi 2 mesi fa, perché era il 13 febbraio. La situazione non è migliorata, tutto quello che si chiedeva in quelle mozioni non è stato attuato, è molto peggiorata la situazione, l'urgenza è drammatica e quindi ci sembra il caso di poter richiamare all'urgenza di un nuovo voto le forze politiche più sensibili, che magari risponderanno a noi, chissà se poi succede, se si riesce a portare veramente in discussione e poi magari far votare, ma intanto porre in argomento la discussione di una nuova espressione di voto del Parlamento sulle urgenze che sono drammatizzate sempre più e anche su una capacità di concentrarsi un po' meglio sulle urgenze del soccorso alla popolazione. In questo momento, mettendo in secondo piano la complessità della situazione del quadro internazionale sulla questione del questione palestinese, questione del Medio Oriente, ma mettersi a concentrarsi sulla messa in sicurezza della popolazione, dell'incolumità del salvataggio della popolazione. Questa è l'urgenza massima su cui chiamare a raccolta, se possiamo, chi può ancora esprimersi. Bernardino, 30 secondi in conclusione, siamo un po' in ritardo. Sì. Certo, oltre agli obiettivi noi abbiamo avuto anche una crescita carsica, costante e continua, ma abbiamo scoperto che c'erano anche altri gruppi in Italia che digiunavano non in modo lungo come noi, ma che digiunavano con questi obiettivi. E adesso noi siamo 300 persone digiunanti in Italia, quindi non siamo un piccolo gruppo, per carità. Non facciamo la rivoluzione, ma siamo un forte gruppo di sensibilizzazione e noi vogliamo continuare a essere questo e richiamare questa attenzione con questo focus particolare e con questa emergenza in particolare. Va bene, grazie mille. Poi noi alla fine del programma abbiamo un audio del nostro amico Samir che ci spiega da Gaza appunto come sono anche arrivati, che non arrivano gli aiuti, e quindi restate tutti in ascolto. Io direi, Rossella, di anticipare. Io ringrazio Bernardino Mason e Carlo Giacomini, vi seguiremo, magari ci risentiremo anche più avanti per sentire un po' come è andata e come va a finire la cosa. Rossella, se ci stai, io direi di saltare il brano e di passare subito al nostro ospite, che lo vedo già con noi nel nostro cestello della mongolfiera. Grazie intanto per questo intervento e speriamo che anche questa piccola voce serva a qualcosa, insomma, perché veramente... Complimenti, sì. Complimenti Carlo, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie, saluti. Ciao, allora, grazie. Invece diamo il benvenuto a Roberto Mastropasqua. Buonasera. Buonasera, dottor Roberto. Allora, Roberto è il segretario dell'associazione Neuropeculiar e oggi, premetto, è la giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo e quindi abbiamo così pensato di chiamare Roberto, perché con questa associazione insomma stanno facendo molte cose e soprattutto stanno diffondendo appunto una consapevolezza veramente necessaria per tutti noi. Benvenuto Roberto. Grazie. Vuoi intanto presentarci brevemente l'associazione?
Sì, l'associazione nasce nel 2018 per iniziativa di 3 persone autistiche ed è l'unica associazione attualmente in Italia che è diretta da persone autistiche. Poi in realtà all'interno dell'associazione, sia all'interno del comitato scientifico che all'interno tra associati e associate, sono presenti sia genitori di persone autistiche che insegnanti, ricercatori, psicologi, psichiatri, neurologi, insomma una varietà molto ampia di persone e competenze. Noi ci occupiamo come unica associazione italiana degli aspetti socioculturali dell'autismo e in generale delle neurodivergenze. Quindi noi facciamo più riferimento alle scienze sociali rispetto a quelle mediche, preferiamo non occuparci della richiesta dei servizi medici quanto dei cambiamenti culturali e sociali atti a far sì che che la società e la cultura non siano più accoglienti nei confronti della non conformità delle persone, quindi della distanza dalla famosa normalità. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, cioè come si rapporta la società che è molto selettiva rispetto alla normalità anche su tantissime cose, dal peso delle persone alla forma, agli atteggiamenti, no? Appena c'è una breve deviazione, una piccola deviazione dalla norma, subito si rischia insomma anche la marginalità o comunque si rischia un giudizio, eccetera, no? Quindi rispetto a persone che hanno le caratteristiche, diciamo, per rientrare nello spettro autistico, che sappiamo è molto vario, no? Ci possono essere differenze anche molto importanti fra l'una e l'altra persona. Ecco, qual è il rapporto che la società, la cultura hanno nei confronti delle persone che rientrano nello spettro autistico? Appunto, come dicevi, in realtà la società ha fatto della normalità un valore morale e un metro di giudizio, e quindi chiunque rientri in qualche non conformità, che sia una non conformità culturale, sessuale, piuttosto che neurologica, viene escluso. E nei confronti dell'autismo, questo anche grazie in realtà a tutta la narrazione che è stata fatta fino ad oggi anche dalle associazioni che si occupano di autismo, ci sono moltissimi preconcetti che sono gli stessi che ci sono nei confronti di qualsiasi condizione che viene associata e che lo sia o meno poi è in realtà rilevante, come patologia, come malattia, no? Quindi gli stessi problemi che ci sono nei confronti di schizofrenia, piuttosto che narcisismo, piuttosto che anche malattie come il cancro, ma anche con condizioni di disabilità motorie e tutto. Esiste un forte stigma che pesa, perché la visione che si ha della non conformità e quindi in generale della disabilità è quella del modello medico che impone la disabilità alla persona, quindi di fatto è colpa della persona, di come è nata, di come è fatta, se esiste questa non conformità, no? E la società non ci può far nulla, al limite può la medicina tentare di metterci una toppa. E infatti nell'autismo c'è una rincorsa alla terapia, no? La vita delle persone autistiche viene mediamente terapizzata, no? Per l'autismo si parla, per le persone se si ritrovano a fare ceramica, è ceramica terapia, se vanno a teatro è teatro terapia, se vanno a cavallo è ippoterapia,
se vanno a nuotare, nuototerapia, qualsiasi cosa, mototerapia, la famosa mototerapia che è stata addirittura proposta di essere inserita come terapia scientificamente provata e finanziata dal governo. E quindi in realtà l'approccio è molto molto, come dire, stigmatizzante come se fossero persone malate da curare, no? Sì, ma anche fosse così, il problema è proprio anche l'approccio verso la malattia. Cioè, se noi anche una persona che ha un tumore è una persona malata da curare, si spera magari anche di riuscirci a curarla, però è proprio il tipo di approccio verso una non conformità, perché anche la malattia viene vista come una conformità e soprattutto c'è anche, almeno nella nostra cultura, un retaggio che fa riferimento alla visione religiosa, no? della disabilità, delle malattie, come una punizione divina. No? Sei malato, qualcosa avrai fatto, o tu o la tua famiglia. Certo. Ascolta, come si fa a cambiare un pochino la rotta? Allora, a scuola, per esempio, si riesce a trovare uno spazio più accogliente anche per i bambini, per i ragazzi che non rientrano esattamente appunto nel modello. Ma allora, la scuola è sicuramente un punto importante su cui agire. In realtà purtroppo nella nostra società la scuola ha un forte impulso normativo, in realtà è dove viene insegnato a essere normali. I programmi sono standardizzati come se le persone fossero tutte uguali, apprendessero tutte la stessa maniera, negli stessi tempi, con gli stessi modi. No? Invece in realtà anche tra le persone che rientrano nella normalità ci sono approcci differenti, no? Che possono essere appunto di tipo culturale ma anche di tipo familiare. La classe sociale stessa influenza le modalità di apprendimento delle persone, e questo è scientificamente provato. Noi per esempio come associazione crediamo che la scuola possa essere invece un luogo in cui venga insegnato venga insegnato a rispettare le differenze, no? Perché la diversità fa parte in realtà delle caratteristiche umane. No? La disabilità, la malattia, la non conformità sono normali variabili del genere umano. E noi per esempio abbiamo realizzato e portato in alcune scuole un progetto al quale era anche associata una ricerca scientifica per valutarne i risultati, e che abbiamo titolato Educare i bambini alla neurodiversità, perché quello che volevamo, che abbiamo fatto, è stato quello di partire facendo comprendere ai bambini e alle bambine, quindi a tutti i gruppi classe, che tutte le persone hanno delle differenze, quindi non c'è una persona uguale all'altra. E invece che andare a spiegare cos'è l'autismo, come si fa di solito, e con risultati abbastanza catastrofici, siamo andati a raccontare cosa sono le differenze e che tutte le persone hanno differenze, e abbiamo cercato di far raccontare agli alunni e alle alunne quali sono le loro differenze, e li abbiamo portati a comprendere che queste differenze ci sono anche, le famose differenze invisibili, ci sono anche nel nostro cervello, quindi modi di pensare diversi, gusti diversi, propensioni diverse, interessi diversi, e modi di percepire l'ambiente che abbiamo intorno che sono diversi. Ed è stata una cosa molto bella, molto riuscita anche in realtà, perché è quello che hanno tirato fuori i bambini e le bambine. È stato interessante, hanno trovato la libertà di raccontare le loro diversità. Bello, complimenti. Credo che adesso, oltre all'autismo, anche tutte le altre differenze siano
importanti da considerare normali, no? Da considerare normali. Sicuramente. Noi ci rifacciamo a quello che viene chiamato movimento per la neurodiversità. Infatti anche il nome della nostra associazione contiene un riferimento, no, a movimento per la biodiversità neurologica. Diversità umana che va rispettata e che questa comprende tutto, comprende anche le condizioni patologiche delle quali non dobbiamo vergognarci, che non dobbiamo vederle come qualcosa che appartiene unicamente alla persona che le ha. Ma se è vero che io sono autistico, è vero che il mio modo di vivere e le difficoltà che incontro dipendono da come la società risponde alla mia differenza. Certo, assolutamente. E soprattutto quando queste differenze rendono la mia vita ancora più complicata, come le persone autistiche, per esempio, che hanno anche disabilità intellettiva o che sono non verbali. Certo. Loro sono ancora meno accolti rispetto a persone come me che hanno grosse difficoltà, perché io ne ho incontrate tantissime nella mia vita, anche se a prima vista non si direbbe, ma in realtà è una difficoltà, cioè sono difficoltà continue tutti i giorni, sia sul lavoro, sia nelle relazioni, sia nell'interfacciarsi con i servizi sanitari, servizi sociali. Si pensi che mediamente le persone autistiche hanno un'aspettativa di vita di 16 anni minore rispetto alle persone normali con le stesse condizioni, cioè messe nelle stesse condizioni, quindi stessa classe sociale, stessa capacità economica, stesso accesso ai servizi. Quindi questo testimonia, sì, una difficoltà anche della società appunto nell'accogliere. Ascolta Roberto, un'ultimissima domanda. Dicevi appunto che insomma alcuni poi di questi bambini, di questi ragazzi che poi diventeranno adulti hanno più difficoltà di altri, ci sono i non verbali, ci sono bambini che hanno anche difficoltà cognitive. Le famiglie, no, si trovano un po' da sole spesso ad affrontare tutti i problemi e anche a cercare aiuti, terapie che possano aiutare questi bambini ad avere un po' di autonomia o a conquistare il linguaggio, almeno in parte. Ecco, come si possono aiutare le famiglie oggi? Che cosa c'è per le famiglie? Allora, intanto in generale c'è poco per le persone autistiche e quindi di conseguenza anche per le famiglie che hanno bambini o bambine o persone adulte anche che hanno anche associato all'autismo appunto condizioni quali la disabilità intellettiva o la compromissione funzionale del linguaggio. Perché anche le persone come me non hanno nessun tipo di supporto erogato né dei servizi sociali né dei servizi sanitari. Quindi questa qui è una carenza che vive tutto il mondo, tutte le persone che appunto che in qualche maniera ruotano intorno a questa condizione. In realtà il problema di questa mancanza di servizi è che la società non risponde, cioè intanto vabbè non esistono terapie per l'autismo, quindi quello che si può dare eventualmente sono supporti con anche interventi psicoeducativi per aiutare in maniera maggiore delle persone a prendere delle autonomie, ma anche sul tema delle autonomie. In realtà molte famiglie si ritrovano ad avere persone adulte che hanno raggiunto delle autonomie, ma che sono comunque escluse dalla società. Cioè, e che se prima avevano la scuola, adesso non hanno nemmeno quella. Quindi risultano isolati. Quello che in realtà manca è che
partendo dal presupposto che nessuna persona è autonoma, nemmeno noi, perché noi non ci produciamo la benzina, non ci facciamo da sole le macchine, in realtà non ci produciamo neanche da soli il cibo, no? Quindi dipendiamo tutti da qualcuno, no? Dipendiamo da quelle che sono chiamate reti di interdipendenza. Bene, il problema è che queste reti di interdipendenza sono realizzate in funzione della normalità, no? E quindi non sono idonee ad accogliere gli altri. Quindi cioè va bene dare dei supporti appunto di tipo psicoeducativo, piuttosto che per far imparare delle forme di comunicazione, perché ricordiamoci che ci sono delle persone autistiche, ma anche non autistiche, che non parleranno mai, no? E che quindi dovranno sviluppare delle forme di comunicazione alternative. Ma anche quando lo faranno, il discorso è che ci sono delle reti di interdipendenza che sono in grado poi di supportarle, di includerle, perché il problema è che l'esclusione nasce dal fatto che queste reti di interdipendenza non ci sono. Io credo che nessuno di voi, per dire che vi interessate, siete delle persone che però siete attente a questo tipo di problematiche, sappia utilizzare la CA per comunicare con una persona non verbale, no? O che sappia utilizzare la lingua dei segni. Quindi c'è una carenza della società e della cultura, e quindi le reti di interdipendenza non esistono per queste persone e saranno comunque sempre escluse. Una persona autistica non verbale con disabilità intellettiva sarà sempre comunque esclusa, più di me che già sono escluso, perché nonostante io abbia un lavoro che mantengo comunque non in maniera tanto semplice, e che io attualmente per esempio lavoro da casa, no? E quindi riesco a reggere il continuare ad andare a lavoro anche per questo, no? Perché limito i miei, come dire, rapporti con gli altri, quindi sono mediati, non sono nel casino, perché ormai tutti gli uffici sono open space e per me sono, cioè, come prendermi a frustate per 8 ore. E quindi il discorso è sempre questo: bisogna creare, è vero, dare autonomia, è vero, insegnare forme di comunicazione alternative, bene dare dei supporti, no? Quindi anche educatori, supporti dei servizi sociali e tutto, va bene tutto, e percorsi apposta, quindi dedicati anche per i servizi sanitari, ma quello che va cambiata è la cultura e la società e le reti di interdipendenza. Se non si eliminano queste barriere, saremo esattamente come, per rendere una metafora cioè un paragone molto semplice, come delle persone su sedia a ruote in un mondo fatto di scale. Che più o meno è quello che abbiamo comunque, perché abbiamo parlato anche di questo tempo fa. È vero, è vero. Si pensa di risolvere il problema della disabilità motoria fornendo le persone di sedia a rotelle, ma non è così. Non è così. Va bene. Complimenti Roberto, perché comunque sì, hai fatto dei discorsi molto profondi e un po' spiazzanti per certi aspetti per noi che non abbiamo spesso occasione di riflettere su questi temi. Quindi un po' nuova. Grazie. Grazie a voi. Grazie Roberto, magari riprenderemo più avanti anche questo tema, perché è molto interessante, anche perché più se ne parla, più magari riusciamo tutti quanti a smuovere qualcosa. Grazie. Grazie Roberto, grazie mille. Bocca al lupo per il lavoro che fai di conoscenza. E mi me ne
mi gode le fugace di quelle de Malghera. Ho camminato per terra fino a Fusina. Andeva de gaiopo aia sueca o camminao la seca tutta a pescaria goda la popa in brio ai du castelli. L'aveva un bel assestaio alla mostra e me ne sondao onde chi feva le scale si ugando a Spinetta. Giori, peregrinazioni lagunari, e restiamo, come dicevo prima, con l'acqua, perché adesso abbiamo con noi Francesco Scarel, professor Francesco Scarel. Buonasera, ciao Francesco. Buonasera, grazie per l'invito. Professore Grazie. No, però sono docente, ma professore. Docente all'Università della SIS di Trieste, no? Se non sbaglio. Sì, un centro di ricerca, esatto, sì. Centro di ricerca che lo scorso mese, no, hai fatto presso una risorgiva con gli studenti di un istituto tecnico superiore, se non sbaglio. Allora, noi abbiamo conosciuto Francesco Scarel per il festival di sinergie e energie e sinergie che abbiamo effettuato qui. Lui invece si occupa del Festival dell'Acqua di Staranzano, giusto? Sì, sono una parte, diciamo, di curatela del festival, che è la sezione, diciamo, di comunicazione legata a linguaggi più creativi e artistici, comunicazione scientifica ovviamente. E quindi ho questa parte qua, sì. E quindi con questa parte qua, che questi laboratori creati presso il biotopo di Schiavetti tra Gorizia e Monfalcone, se non sbaglio, se non ricordo male. È proprio attaccato a Monfalcone. Com'è? Sì, scusa, è proprio attaccato a Monfalcone. Sì. Ah, ecco, esatto. E con le scuole avete fatto una serie di ricerche che poi andranno al Festival dell'Acqua. Raccontaci un po' che cosa avete combinato, insomma, con questi ragazzi. L'abbiamo combinata bella. Allora, praticamente quello che è successo è l'idea era raccontare un po' il biotopo Schiavetti, che sì, è una zona di risorgiva ed è una zona che è una di quelle zone che si chiamano appunto zone umide del mondo, e noi le conosciamo bene, siccome ci viviamo praticamente. Raccontare queste zone in quanto importanti e la loro importanza
come soluzione naturale al cambiamento climatico, perché comunque assorbono anidride carbonica dall'atmosfera in maniera più importante anche di una foresta, no? Perché comunque la foresta, oltre che assorbire, anche emette. Quindi, insomma, fatti i calcoli, ci sono degli studi che valorizzano proprio questi ambienti che sono praticamente sommersi d'acqua sostanzialmente la maggior parte dell'anno. Anche perché con l'alzamento dei mari sono anche a rischio, no? Sono a rischio per quello e anche combattono un po' l'innalzamento dei mari, quindi se però se andiamo troppo oltre, certo, le perdiamo. Sicuramente sono ecosistemi in estinzione, e tant'è che questo era il titolo del nostro laboratorio e della mostra che faremo dopo il laboratorio. Quindi sostanzialmente con la collaborazione dei professori e professoresse di questa è un'aggregazione di varie scuole secondarie superiori, e siamo andati 3 giorni all'interno di questo biotopo Schiavetti, che è una zona di risorgiva appunto, e praticamente i professori e le professoresse cosa hanno fatto? Hanno fatto lezione di biologia, di chimica dentro questa zona naturale, e noi diciamo abbiamo organizzato dei laboratori diciamo interdisciplinari da contorno, da aggiunta, proprio come aggiunta a questi loro laboratori. Loro cosa hanno fatto? Analisi dell'acqua, hanno fatto conducibilità, hanno fatto analisi dell'ossigeno disciolto, hanno nitrati, nitriti, hanno fatto delle analisi chimiche, proprio portando lì dei kit di laboratorio vero e proprio. E hanno anche usato, all'inizio avevano usato un microscopio, volevano usare delle lenti per guardare dei microinvertebrati, e noi abbiamo un po' aumentato questi laboratori sostanzialmente, portando innanzitutto elettricità lì nel campo. Quindi come si faceva? Certo potevamo usare il generatore, ma non volendo usare appunto combustibili fossili, cosa abbiamo fatto? Nella vicina Slovenia dove siamo, un gruppo di ricercatori in realtà e nel Science Center di Nova Gorizia hanno creato la X-Mobile, che è questa macchina a ruote, un carro che si può trascinare con una macchina e con pannelli solari, quindi hanno fornito elettricità praticamente a tutto il laboratorio. Per 3 giorni, siamo andati addirittura in positivo, non abbiamo consumato praticamente niente, perché c'era il primo giorno non c'era il sole, il secondo e il terzo invece sì, quindi abbiamo addirittura prodotto elettricità e accumulato nelle batterie. Quindi grazie a questo abbiamo potuto portare un microscopio elettronico, quindi i ragazzi hanno fatto anche analisi al microscopio e hanno cercato immagini, salvato dei video proprio in questo modo. Abbiamo potuto portare anche un paio di schermi per guardare in grande le cose, non solo dentro il microscopio, quindi era una questione anche più corale. E la parte diciamo più creativa è stata data in 3 fasi. La prima, il primo giorno, abbiamo invitato un artista di Lubiana che si chiama Mika Godez, e lui praticamente ha portato un vecchio sintetizzatore modulare per fare musica. Avete presenti quelli con i cavi? Ecco, quello che è quindi un oggetto analogico. La questione è stata presentare ai ragazzi un modo alternativo, no, di fare le stesse misure che avevano fatto prima sull'acqua, per esempio. Quindi prima avevano fatto la conducibilità, bene, allora cosa è successo? Avevano preso gli stessi sensori di conducibilità, loro hanno portato i loro campioni d'acqua raccolti in diverse parti del biotopo, e attraverso il sensore di salinità o di conducibilità li abbiamo inseriti dentro il modulare, e questo emetteva suoni diversi a seconda dei dati che raccoglieva questo sensore. Quindi l'idea era trasformare, bene, avete fatto le analisi scientifiche, avete capito che questi sono dei numeri, adesso possiamo visualizzare questi numeri, anzi no, li possiamo addirittura ascoltare, e questo ha portato poi una serie di piccoli concerti, permettetemi questo termine, all'interno proprio tutti i ragazzi venivano lì, provavano i sensori, c'erano quelli di umidità, li mettevano nel terreno in diverse parti, persone portavano del fango, diverse acque, quindi c'è stato, certo, un momento sicuramente ricreativo, però la questione era, abbiamo
visto quello che si fa con la scienza per avere delle risposte, però guardate che comunque è la stessa cosa se usiamo i dati per farci qualcos'altro, no? Quindi questo era il primo salto che gli abbiamo fatto fare. E un po' anche l'idea è anche stimolare ovviamente la curiosità, che questo è un po' quello che io reputo sia importante, soprattutto adesso per le nuove generazioni bisogna stimolare questo, è il pensiero creativo laterale. Anche in vista di creare appunto una società più concreta, più come avete discusso anche adesso, insomma, in questi ultimi 2 interventi che ho ascoltato, di inclusività, sono tutti atteggiamenti proprio di ascolto verso l'altro, verso l'alterità, che queste sono cose che secondo me vengono insegnate e sviluppate attraverso anche la conoscenza, la curiosità che c'è verso il mondo, verso le persone. Quindi, tornando al laboratorio, il secondo laboratorio che abbiamo fatto fare era, mentre ovviamente dei gruppi facevano tutte queste attività di ricerca proprio scientifica sull'acqua e sul terreno, abbiamo fatto dei laboratori di field recording, quindi di registrazione audio, no? Con microfoni molto professionali e molto particolari di tutto il biotopo, e quindi dei gruppi andavano con questi microfoni sia ad aria, cioè classici, diciamo più classici ad aria, ma anche microfoni particolari che potevano andare sott'acqua. Quindi abbiamo ascoltato proprio i suoni delle risergive, dove c'erano le bollicine che salivano, no, da sott'acqua, mettendo proprio come con le canne da pesca, sostanzialmente, andando a appoggiare questi microfoni a terra, si sentivano, hanno registrato anche questi suoni. Questo appunto è anche un modo particolare, no, di ascoltare un luogo, non solo guardarlo, tant'è che ci si accorgeva già all'orecchio che c'era comunque il porto di Monfalcone lì vicino, però l'inquinamento acustico che abbiamo raccolto grazie ai microfoni è molto più persistente, e quindi è un modo interessante anche di rendere, no? Sì, è un biotopo, certo, o biotopo, però quindi è una zona naturale, no? Invece diciamo che è altamente contaminata dal punto di vista acustico. Mentre l'acqua era molto pulita, abbiamo trovato anche microrganismi che erano presenti, secondo la professoressa non mi ricordo il nome particolare, ma erano presenti perché l'acqua era pulita. Terza cosa che abbiamo fatto è un laboratorio con le termocamere, quindi guardare anche lì un luogo non dal punto di vista delle immagini, ma dal punto di vista delle temperature. Quindi la termocamera, quello che guarda e quello che riceve sono i raggi infrarossi emessi dai corpi, quindi diverse temperature degli oggetti, degli alberi, dell'acqua, di noi esseri umani, no? Abbiamo diversi colori a seconda delle temperature. Questa telecamera era molto sensibile perché l'abbiamo recuperata grazie a Michele Liberalato, che è un docente dell'Università di Udine. È una telecamera che costa molto, quindi lui l'ha portata e l'abbiamo anche lì collegata a dei televisori grandi, così tutti potevano ammirare e un po' giocare con questa telecamera. Io sto facendo vedere il filmato che mi hai mandato, sì, con la telecamera appunto da infrarossi, che si vede questa mano sull'acqua tutta rossa. Sì, perché anche lì poi abbiamo giocato con loro. Allora, cosa volete fare? No? Cerchiamo di capire che cosa c'è, la diversità di temperatura e lo scambio di calore tra i corpi. Quindi le persone mettevano la mano nell'acqua fredda, quindi tirandolo fuori si vedevano tutte le vene calde che pulsavano dalla mano, piuttosto che bacinelle d'acqua fredda col bollitore dell'acqua abbiamo appunto riscaldata e si vedeva tutti i moti convettivi, che l'acqua calda che si mescola, quella fredda. Abbiamo fatto diversi esperimenti. Questo è stato la parte ludica, ma anche lì abbiamo raccolto immagini e soprattutto abbiamo guardato anche parti del porto di Monfalcone, quindi la differenza di temperature che c'è da sotto un albero, per esempio, a una parte molto, diciamo che è cemento sostanzialmente, quindi che non solo riflette il calore, lo raccoglie, quindi si capiva anche questa differenza tra appunto zone urbanizzate e zone più naturali. La sostanza di questo laboratorio che abbiamo raccontato è molto semplice. I cambi di temperatura anche di 1 grado, 1 grado e mezzo in un ecosistema come il nostro degli esseri umani porta alla febbre. Quindi non stiamo bene perché abbiamo 38, no? 38 sta bene.
E la stessa cosa succede in un ambiente, in un ecosistema più grande come un biotopo, ma anche come proprio tutto l'ecosistema terrestre. A questo punto i vari ecosistemi, diciamo, se alziamo già di 1,5 gradi, abbiamo visto che non ci arriveremo probabilmente, no? Purtroppo, e quindi si spera di no, stiamo combattendo per non arrivarci, però le conseguenze saranno sicuramente catastrofiche a volte, sicuramente. Quindi questo era un po' il riassunto. Ovviamente tutto ciò è stato filmato anche da un gruppo di videomakers, dei ragazzi e delle ragazze della scuola, che sono stati tutorati, si dice, da un videomaker professionista che abbiamo chiamato apposta. Ecco. Beh, ho detto questo. Beh, sì. I ragazzi si sono divertiti, suppongo. Ma certo, sì. Cioè, lo vorrebbero rifare tutti i giorni. Loro, tra l'altro, era comunque impegnativo perché era dalle 8 all'1. All'1:30 loro andavano via. Quindi c'erano diverse fasi, c'era la merenda a metà, insomma, tante cose. Loro, messi a gruppi, si sono sicuramente divertiti nei laboratori che abbiamo proposto. La parte forse più noiosa era quella della misura di conducibilità classica, perché alla fine era più interessante andare a raccogliere i campioni, scavare sott'acqua per un po' di fango, tirar fuori i microrganismi, guardarli. Abbiamo visto anche dei tardigradi, cioè, questo era interessante. La parte dell'audio, ovviamente, non si aspettavano, ecco, sicuramente un certo tipo di anche di mestieri, devo dire, perché comunque tutti i professionisti che abbiamo chiamato lavorano in questo ambito, ecco. Sì, sicuramente si sono divertiti, io sicuramente di sì, insomma. No, i ragazzi sì, ho visto che non c'era stanchezza, e credo che stare fuori comunque in un posto, no, tante ore, a una certa ti può arrivare il punto di dire boh, basta, no? Invece non ho notato questo, e facevano domande, anche le più assurde, le più belle, ovviamente, tipo ma con la termocamera possiamo vedere i fantasmi, che ovviamente sì, anche lì delle cose, bene. Sì, è un po' quello, però appunto pensandola anche in questa chiave, la risposta è sempre pronta da dire, non dire no, è una sciocchezza quello che dici, ma magari, allora parliamo di aurea, cosa facciamo? Questo che tu vedi dalla termocamera sono raggi infrarossi che noi emettiamo, cioè noi stiamo buttando fuori questi raggi qua, quindi, no? E tra l'altro questi raggi noi li proiettiamo verso il cielo e non c'è nulla che li ferma fino a un'altra galassia magari, quindi in qualche modo stiamo comunicando qualcuno lassù o laggiù o di lato. Cose, no? Quindi la verità è là fuori, come dicevano. Sì, poi abbiamo fatto mi ricordo che questi dei film, credo che fosse Fast and Furious, che tutti avevano visto, la usano infatti in Fast and Furious perché così ci vedi attraverso i muri. Proviamo, no? Mettiamo un foglio di carta, vediamo se vedi attraverso, no? No, quindi figurati attraverso un muro, quindi ci sono queste cosette che... Però sicuramente avranno interiorizzato un modo più complesso di vedere il mondo intorno, no? Sì, e credo che questa era un po' l'intenzione, perché in qualsiasi mestiere che poi uno va a fare, se è curioso, se rimane quel piglio di curiosità, allora c'è anche, secondo me, gli strumenti culturali per capire un cambiamento della società che per forza di cose la scienza e la tecnologia stanno apportando e porteranno sempre. È come se fosse proprio uno strumento da avere in tasca, e anche lì, se sei cosciente di quello che più o meno di quello che succede, allora hai anche possibilità di contraddire, no? Anche delle decisioni che magari a livello politico... Lo spirito critico, costruttivo, quantomeno, certo, può essere la chiave di volta. Poi. E allora questo è un po' l'obiettivo. Poi sono queste cose che non vedremo mai la riuscita o meno, magari, no? Nell'arco di una vita, però ce lo si augura, insomma, ce lo auguriamo tutti. Complimenti, dai. Grazie. Adesso sta andando avanti perché, appunto, non ho detto, quello che vogliamo fare è comunque raccontare il biotopo, no?
alla comunità magari di pubblico del Festival dell'Acqua, che sarà a maggio. E quindi l'idea... La connessione, adesso siamo di nuovo riconnessi. Da dove riprendo? Dal discorso del festival? Sì, allora lì abbiamo l'idea era restituire il biotopo come una fotografia comunque multimediale di quello che è adesso nel 2024, con l'idea di dire che fra 50 anni sarà sicuramente più così. Quindi abbiamo salvato un pezzo di realtà e lo restituiamo perché siamo dentro il comune di Staranzano, che è un comune molto interessante all'interno, sembra un po' un museo d'arte contemporanea. E quindi ci sono pareti bianche, quindi proietteremo tutte delle immagini che abbiamo raccolto nel microscopio oppure dei laboratori, e ci saranno delle installazioni vere e proprie che racconteranno anche a livello sonoro. Per esempio l'idea di metteremo tipo 20 speakers in una conformazione ecosaedrica che è tenuta insieme da una struttura che ha fatto a Linz in Austria, e praticamente riusciremo a mettere tutti questi suoni che abbiamo registrato in una conformazione che si chiama 3D Sound, quindi suono tridimensionale, che è un po' non è vero, ma è una specie di nuovo Dolby Surround, quindi solo che hai 20 canali che ti possono arrivare e che si muovono volendo, quindi è tutta una cosa molto particolare. Questa la metteremo proprio al centro dell'aula della giunta comunale, perché non ci sarà nessuno ovviamente, quindi è come se il biotopo stesso entra dentro al comune, che l'istituzione che è comunque preposta alla sua preservazione. E quindi si racconta, no? Attraverso la sua voce. Esatto. Un po' questo l'idea, le voci, le immagini, un po' attraverso questo piccolazzo che facciamo, insomma. È una cosa molto territoriale. No, io dicevo una battuta, i consiglieri comunali dopo sentono le voci, quindi non so se... si può sempre dire che ci sono galassie nel fondo. Mi piacerebbe farli sedere per un po' e fare una bella foto di questa cosa, che è rappresentativa, no? Un ascolto appunto di un'entità esterna non umana che arriva. Non so se acconsentiranno. Complimenti. Certo, perché noi ascoltiamo te e ci immaginiamo quello che ascoltavate voi o i vostri ragazzi nell'esperienza, quindi non soltanto la natura, ma ascoltare quindi anche la differenza della natura. È quello che si ascolta alla fine. Sì. Quindi va bene, vedo che la connessione va e viene, non so a quest'ora cosa succeda, ma vedo che non è bella limpida come prima. Sì, un segnale che dobbiamo chiudere. Francesco, grazie, magari ci risentiremo quando inizia il festival, magari Rossella potremmo anche andare a fare un salto a vedere questo festival delle arti. Sì. Non dico a Omar che da Liegi fare un salto, deve fare un salto. Ci vengo l'anno prossimo, quindi tenete duro. Okay. Va bene Francesco, grazie mille e ci risentiremo. Grazie mille a voi. Grazie. Complimenti ancora, ciao. Ciao, grazie. Oh Venezia, tu sei la più bella, e te di Mantova tu sei la più forte. Gira l'acqua intorno alle porte, sarà difficile poter lapidare
Sì, eccoci qua, Monica Giori con O Venezia, siamo alla conclusione, Rossella e Omar, abbiamo però il nostro messaggio, no? Abbiamo il nostro messaggio in bottiglia, c'è un motivo molto semplice, siccome a Gaza internet va e viene, ma soprattutto va, non riusciamo ad avere una conversazione con Sami, che però ci manda dei vocali e questo vocale che mandiamo adesso ce l'ha mandato stamattina, è fresca di ieri, una cosa allucinante, è stato bombardato, è stato colpito un convoglio di aiuti, tra l'altro erano con 7 morti, avevano le insegne chiaramente visibili, avevano concordato il percorso con l'esercito israeliano e ci sono 7 morti, uno era palestinese, gli altri erano inglesi americani. Biden è infuriato, però era infuriato anche la settimana scorsa, questo non gli ha impedito di mandare 25 F-35 nuovi di zecca. Sì, quindi, poi sappiamo che il lancio delle bombe il 45% è buttato a caso, non c'è una logica su come li buttano e dopo non sono governabili e quindi vanno dove cadono. Dove vanno vogliono loro, Esatto. perché comunque i bombardamenti chirurgici avevamo già imparato che non Esatto. funzionano, no? Ad ogni modo Netanyahu si è scusato, ha detto che è stato un tragico errore e che sicuramente farà un'inchiesta, ma e che i soldati che hanno fatto saltare in aria questo mezzo li avevano scambiati per terroristi. Allora lì 2 milioni di terroristi, perché bambini, medici, fotoreporter, tra l'altro giusto ieri hanno adesso sospeso le trasmissioni di Al Jazeera, che è l'emittente che ha sede in Qatar, in pratica erano giornalisti e fotografi presenti nella striscia, non ci sono altri giornalisti stranieri. E quindi se adesso vietano anche di trasmettere a loro, veramente non si saprà più niente e sa molto poco comunque. Quindi vabbè, ascoltiamo il messaggio di Sami. Situazione molto difficile qui, soprattutto anche nelle ultime 24 ore, dove praticamente anche gli israeliani, dove hanno bombardato un convoglio umanitario che sono il World Center Kitchen, che loro hanno tanto lavoro qui nella striscia di Gaza, dove hanno tante cucine che praticamente sono sparse nella striscia di Gaza, sia al centro della striscia di Gaza, a Khan Yunis, a Rafah, tutti che portano da mangiare alla gente, perché loro fanno praticamente più di 100 anche 1000 paste al giorno, e queste sono state bombardate. Tra di loro ci sono stati morti, praticamente sono 4 internazionali, altre 3 locali che hanno doppia anche nazionalità dove lavoravano loro. E per questo praticamente forse anche questi giorni diventa più difficile anche il lavoro delle organizzazioni internazionali, soprattutto perché per oggi praticamente il World Center Kitchen ha fermato praticamente le loro attività, dove fanno questa distribuzione, danno da mangiare alla popolazione. E la situazione soprattutto è gravissima per la condizione anche soprattutto per i bambini, per il loro cibo, ci manca sempre il cibo ai bambini e ci mancano praticamente anche per la distribuzione dei pasti, che noi qui come associazione ACS che abbiamo questa cucina che insieme, che abbiamo partnership anche il World Center Kitchen, dove loro ce le fanno fornire i materiali che noi ci mettiamo gli operai e di cucinare e tutto quanto, che facciamo distribuzione di 4.000 pasti al giorno durante anche questo Ramadan. E forse nei prossimi giorni non possiamo fare questa attività perché sono state praticamente per l'uccisione di questi nostri partner, nostri colleghi che sono del World Center Kitchen. Stiamo praticamente molto preoccupati perché qui Israele non risparmia nessuno, sta uccidendo tutto, anche operatori internazionali, operatori umanitari,
Poi anche il loro lavoro dell'organizzazione sempre praticamente viene coordinato con l'esercito israeliano, dove le danno a loro tutti i movimenti, dove muovono tutte quante. La situazione sempre diventa più gravissima e ci sono praticamente anche qui i bambini soffrono tantissimo per la malnutrizione, per la mancanza di cibo, mancanza di acqua, mancanza di latte, mancanza di tutto. La situazione non si è migliorata mai praticamente durante tutto questo tempo. Anche gli aiuti umanitari che stanno entrando entrano pochissimo e speriamo che le condizioni migliorano. Israele non sta aspettando nessuno, non sta aspettando nemmeno la risoluzione internazionale dove c'è stato praticamente che ha chiesto a loro di cessare il fuoco durante il Ramadan. E Ramadan praticamente era una settimana fa e Ramadan sta finendo perché poi dicono loro ce l'hanno danno Rafah dopo la fine di Ramadan, perché loro danno praticamente ultimato fino al 15 aprile che possono entrare dentro Rafah e così saranno praticamente vittime, più ci sarà tantissimo numero di vittime perché in questa zona dove è una piccola città ci sono 1,5 milioni della popolazione concentrati. Ecco, abbiamo sentito Sami e niente. L'unica consolazione è che per il momento riusciamo a sentirlo ogni settimana, no, Rossella? Sì, sì, anche se, e devo dire, sta anche lui collaborando con ACS e stanno facendo veramente un enorme lavoro di distribuzione, ma tutti gli aiuti che arrivano sono gocce nel mare, nel senso che sono pochi, come diceva prima, come dicevano Carlo e Bernardino. Purtroppo la penuria è tantissima, quindi quando arrivano ci sono anche dei disordini, poi hanno fatto questi lanci sì, che non si era servono detto niente. subito di non fare i lanci. Ci sono 7.000 camion fermi che da 15-20 giorni che aspettano il via per entrare e ne entrano 1 o 2 al giorno, quindi niente. Niente. In tempi normali sono 400-500 al giorno che entrano, quindi così, quindi è drammatico, cioè vedere certo. I bambini che muoiono di fame è drammatico. Prima un video con i bambini nelle incubatrici, 4 bambini in una incubatrice che sarebbe per un bambino, perché stanno nascendo naturalmente anche prematuri, perché certo. Lo stress è pazzesco, cioè, non lo è so. curioso. Se ci pensi alla trattativa che abbiamo fatto stasera sull'ascolto della vita, perché anche Francesco prima con come ascoltare attraverso i microfoni la natura, Roberto che ci ha raccontato l'ascolto, no, attraverso le diversità della natura della vita. Bernardino e Carlo che a loro modo insomma aiutano a riflettere sulla vita e sulla morte, e poi noi siamo costretti a vedere invece la morte tutti i giorni in televisione, quindi abbiamo i 2 sensi che si contraddicono, da una parte Sì. l'ascolto, dall'altra no? Con l'organo dell'ascolto, dell'orecchio, insomma da questa parte invece con l'organo della vista, insomma stiamo vivendo conflitti anche veramente, come dire, emozionali importanti. Chissà. Facciamo tanti auguri a questi nostri amici che sono laggiù. Sì. Speriamo che le autorità, e ce ne sono, che avrebbero il potere, facciano veramente, comincino a fare qualcosa di concreto, perché evidentemente le parole non bastano, insomma. Quindi va bene, vediamo la prossima settimana come sarà la situazione, speriamo di dirvela migliore, ma vedremo. Intanto vi diamo appuntamento appunto a martedì. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni a cura di Radio Nostra. Grazie a tutti, e chi vuole digiunare una produzione può unirsi a Carlo e Bernardino. A martedì prossimo. Bene, è vero. Allora, come dice la voce della sigla, a martedì prossimo. Ciao a tutti!
Buon riposo. Ciao.